Giorno 130! E dopo quasi una settimana la mia pancia finalmente ha smesso di fare le bizze ed è così che mi permette un'abbondante colazione. Mancano 100 km a Santiago de Compostela, circa 190 al termine del nostro cammino a Finisterre e abbiamo quasi raggiunto i 3000 km percorsi. Ma questo non ci deve mettere alcuna pressione, anzi ci dobbiamo godere assolutamente la bellissima giornata nella riserva naturale del Consello del Friol, una bellissima zona in Galizia. Ed è in mezzo alle pinete che inizia a maturare un'idea un po' pazza. Quanti chilometri ci sono tra Santiago e Finisterre? 90? Potrei provare a farli tutti di fila, sarebbe l'ultima sfida nella sfida. E mentre ci rifletto non mi accorgo neanche di aver percorso già 43 km. Quindi decido di fermarmi a Sobrado, nel monastero dove si sono fermati i miei amici.